Benvenuti in questa nuova avventura, Veneto in diretta, una striscia per informare sugli argomenti, i temi, i progetti della nostra regione, il Veneto, grazie a questo nuovo progetto di Radio Veneto 24. Ne parliamo con Valeria Marcato, amministratore delegato di Give Emotions, società editrice di diverse testate, la Piazza Web e di Veneto 24, in versione radiofonica prima e ora televisiva. Benvenuta Valeria. Monia, ti ringrazio. Il Veneto in diretta inizia oggi e siamo quasi emozionati per questa iniziativa. E il Veneto in diretta nasce da Radio Veneto 24, dalla redazione che con oltre 50 notiziari al giorno approfondisce le notizie e tutto ciò che accade nella regione, nel Veneto. Veneto che ancora 31 anni fa abbiamo iniziato a raccontare ai nostri lettori con i giornali La Piazza, l'unico mensile che arriva direttamente nelle abitazioni e diciamo che arriva a ben oltre 530.000 famiglie del Veneto. Lo scandisco bene perché è un Una po' tiratura interessante. è il nostro vanto. Questo fatto in 31 anni, ma ci porta qui anche l'esperienza fatta a livello più che quotidiano, quasi istantaneo, con la Piazza Web, il quotidiano online che quotidianamente batte un centinaio di notizie riferite appunto a tutto il territorio veneto, e questo da un bel po' di tempo. 2 anni e mezzo fa è nata Radio Veneto 24, la radio di informazione del Veneto, l'unica radio di informazione del Veneto che approfondisce ogni 20 minuti con dei notiziari ciò che accade, le notizie più importanti, ma non solo. Una radio che offre ai propri ascoltatori rubriche, approfondimenti speciali legati non solo alla cronaca, ma alla politica, all'attualità e allo sport, alla cultura, agli eventi. Aggiungo il sociale. E al visto che sociale. sarà Volevo una tenerlo rubrica per che seguo. ultimo per ordine di importanza. Perché? Perché riteniamo che il Veneto non abbia solo una connotazione di tipo economico, non solo una connotazione di tipo politico, ma che debba essere raccontato anche proprio dal punto di vista del sociale e aggiungo della socialità. Il nostro intento quindi con il Veneto in diretta è oggi portare questi approfondimenti, questi temi, queste interviste anche in televisione, e grazie alla collaborazione con Italia 7 Gold Telepadova eccoci oggi a raccontarvi la politica, l'economia, le aziende, il mondo del lavoro, il sociale, la formazione, tanti argomenti che ogni domenica e ogni mercoledì i nostri telespettatori, radioascoltatori, lettori potranno trovare in TV. Molto interessante questa visione multimediale. Sì, un investimento importante in termini sicuramente di tecnologia, sicuramente di professionalità, sicuramente tecnica, ma soprattutto umana. Un investimento di tutte persone che assieme a noi, assieme a Giuseppe Bergantin, il fondatore, e a me ci credono e vogliono portare avanti questa informazione che punta sulla multimedialità, diciamo, ma soprattutto sul multicanale. E ecco oggi Veneto in diretta, che in un certo senso per noi chiude il cerchio. Ricordiamo quindi quando andrà in onda Veneto in diretta. Il Veneto in diretta andrà in onda su Telepadova 7 Gold ogni domenica e ogni mercoledì. Immediatamente dopo i nostri ascoltatori potranno seguirci sui nostri canali, quindi sul canale YouTube della Piazza Web, nell'app di Radio Veneto 24 e diciamo quotidianamente sulla piazzaweb.it. Allora non ci resta che augurarci buon lavoro, rimanete con noi su Veneto in diretta e grazie a Valeria Marcato di essere stata qui a presentarci questo grande progetto. Grazie.